Oggi parleremo di tante domande che mi sono state fatte sul presunto arrivo di un asteroide, diciamo, sulla Terra. In effetti ci sarebbe un pericolo di un asteroide della grandezza più o meno di 30 metri che si chiama QV89, quindi un asteroide che l'Agenzia Spaziale Europea sta tenendo sott'occhio. Ciao Anna. Quindi in effetti questo ammasso, ciao Domitilla, questo sasso è due volte più grande di quello che è caduto in Russia nel 2013, quindi potrebbe fare molti danni, dove colpirebbe, di certo non a livello globale, ma potrebbe tranquillamente distruggere una città piccolina più o meno, quindi può fare parecchi danni. Di certo non come molti scrivono, la fine del mondo, queste cose qua no. Ritorno a ripetere, è di 30 metri, al massimo può fare una città fuori, questo forse sì, ma non, ma ancora non si sa nulla, perché questi non dicono nulla. Se lo allora, perché si avvicinerà molto alla Terra. Ora non sappiamo se il nostro campo gravitazionale lo attirerà ancora maggiormente, capisci? Quindi non si sa in effetti se questo colpisce oppure no, però penso che quel giorno debbono, diciamo, essere preparati in caso si punta verso la Terra, penso di sì. Poi non lo so ragazzi, potrebbe essere attirato dalla nostra forza gravitazionale. In quel caso dovrebbe, cioè Cristian, dovrebbero bombardarlo, diciamo, colpirlo, anche perché non è grande, quindi potrebbe essere facilmente distrutto. È 30 metri, non è fatto tipo 200-300 metri che non gli fai nulla, quindi, ma colpendolo con tutte le testate che abbiamo noi, lo sicuro si frantuma questo qua. Poi bisogna anche vedere la consistenza di questo asteroide, capisci? Ci stanno di tipo ferrosi, tipo capi, granito, dipende anche da che cosa è composto. Cioè in effetti se è di ferro, nickel, tutte queste cose così, è una cosa dura, quindi anche un missile secondo me non gli fai nulla. Però secondo me male che va possono evacuare la zona 30 metri, possono evacuare la zona dove colpirà, perché penso che poi, ma non lo so, ti dico una bugia, in effetti spero che si possa distruggere da solo, però 30 metri sono troppi perché possa, diciamo, distruggersi con l'atmosfera nostra. Cioè tu pensa, quello in Russia è passato ed era due volte meno di questo qui, quindi si è disintegrato al passaggio sulla Russia, ma hai visto cosa ha combinato? Ha fatto fuori i vetri delle palazzine, ma ha fatto una bella scia di casino. Questo è grande due volte più di quello. No, no, era giusto, questo è due volte più grande di quello della Russia. Quindi quello in Russia ha fatto quel casino, figurati questo che cosa fa. Quindi non è piccolino. Quindi 30 metri sembrano pochi ragazzi, però con la velocità che arriva e con poi non si sa di che cosa è composto. Allora, se va in mare sicuramente farà uno tsunami. Se colpisce la terra può tranquillamente, diciamo, una città la può fare tranquillamente secca. Non dico una città grande, ma una piccola cittadina la può fare fuori tranquillamente questo coso di 30 metri. Sì, sì, ma a parte l'impatto, poi la forza che sprigiona, non so quanti milioni di tritolo è. Pensa che non sono chilotoni, quindi immagina quante bombe sono, tipo di Hiroshima sta cosa. Sembra un sassolino ragazzi, ma questo no, stanno vedendo loro più o meno
la traiettoria per vedere, perché poi quello passerà vicino a noi, no? Se viene attratto diciamo, dal campo gravitazionale terrestre, allora dopo devono decidere dove cadrà. Quindi anche questo è un casino perché non si sa se verrà attratto da noi, quindi secondo me non avranno neanche il tempo di avvisare lo Stato oppure la nazione oppure la città dove colpirà, perché una volta entrato in atmosfera, ragazzi, questo cammina pesante, quindi non ci sarà neanche il tempo di dire evacuate la zona, quindi è un casino nel casino, come sempre dico. Poi 30 metri, se è roccioso a livello che è di ferro, e come lo fai fuori a questo coso? Questo coso a contatto con l'atmosfera non si frantuma in nessuna maniera. Entrano 30 metri e basta. Poi si è fatto di un altro materiale più o meno solido, allora può darsi che entrando in contatto con l'atmosfera perde un po' dei suoi metri, diciamo. Invece di 30 metri ne arriverebbero 15. Sì, sì, questo è come una bomba in effetti, questo pare, noi diciamo 30 metri non sono nulla. Sì, sì, perché quello poi a contatto con l'atmosfera prende fuoco, quindi è come una palla di fuoco che cade. Quindi o cade in acqua o cade su una città, ragazzi, il casino ci sarà lo stesso. Quindi il problema è che passerà molto vicino. No, non l'hanno detto la sua massa quando è, questo no. Hanno solo calcolato che è 30 metri, due volte a quello lì della Russia. Quindi è un oggetto molto pericoloso, diciamo, per il suo, diciamo, esattamente 31 metri. Quindi diciamo che Grandicello in effetti stanno studiando per vedere se potrà essere attratto dalla gravità della Terra. Il problema è proprio questo, perché non lo sanno neanche loro. Cioè questo passa molto molto vicino alla Terra. Mo può darsi che va dritto e va via, oppure venga attratto dal campo gravitazionale. Questo è un dubbio che loro hanno, giustamente passando molto vicino potrebbe essere attirato. Eh sì, è capace anime, però purtroppo neanche loro con tutta questa tecnologia che tengono non riescono a studiare queste cose, quindi Danny, quindi in effetti ragazzi sembra che abbiamo tutta questa tecnologia, ma in effetti no, no, non su 3 km, no Francesco, sono 30 metri. Se era di 3 km stavamo fritti quasi tutti. Se arriva un asteroide di 300 metri, ciao ciao a tutti ragazzi, quindi 3 km e chi lo ferma? Tu capisci che cosa arriva qua? Sì, ma il problema è che non lo sanno nemmeno loro, capisci? Questo passa vicino alla Terra, capisci? Poi cammina intorno a tutto il pianeta della Terra, no? Poi è capace che in un bel momento possa essere attirato, quindi come fanno loro a capire qual è il momento che viene attirato, capisci? È solo una potassione che passerà normale e va via. Quindi ragazzi, cioè da preoccuparsi non direi, perché in effetti, come ripeto, non potrà fare danni a livello mondiale, quindi come ho detto potrà far fuori una cittadina, ma non di più. Sì, sì, ma lo stanno studiando già da un sacco di anni questo asteroide, non è che solo che ora si sta avvicinando il famoso 9 settembre, questo è il problema, quindi perciò diciamo sul web se ne parla tanto perché la data è prossima, quindi stiamo quasi a luglio, domani, agosto e settembre, quindi manca un mese e qualche cosa. Quindi perciò tutti quanti scrivono ma il 9 settembre verrà la fine del mondo, queste cose così, no. Allora questo sasso per quanto sia
grande, so 30 metri, potrebbe distruggere una piccola città, ma nulla di che, potrebbe provocare uno tsunami se cade in mare, ma di certo dire che sarà la fine del mondo è troppo esagerato, quindi purtroppo speriamo che non cada in nessun luogo dove ci sia la vita. Io spero che cade in Antartide, che va nel ghiaccio, così non succede nulla. Anche questa sarebbe una bella possibilità. Se cade a Polo Nord, a Polo Sud, credo che non potrà fare nulla, a meno che sciogliere un po' di ghiaccio. Quindi speriamo che non cada su una città. Però anche se cadrebbe in mare, causerebbe uno tsunami. Poi sempre un pericolo è a finale, quindi è meglio che non venga attratto dalla gravità. È molto alta, più o meno hanno detto il 60%, quindi quando dicono il 60% a me già mi preoccupa perché come sempre dico non mi fido. Sì, sì, ci sarà l'eclissi solare, sì, sì, però non è visibile dall'Italia, quindi non la possiamo vedere noi ragazzi. Sì, sì, vabbè, ma comunque a finale è piccolo ragazzi, quindi non è che arriva chissà che la gente è preoccupata, sì, tutte queste cose, però credo che non potrà fare danni a livello, capisci, mondiale. Di certo qualcuno ci potrà andare di mezzo, purtroppo se cade in qualche parte, bravo, loro dicono il 65%, ma io non mi fido, quindi penso che la probabilità sia più alta, quindi come sempre dico non mi sono mai fidato, me lo farò. Cioè quando dicono non vi preoccupate, non c'è nessun pericolo, già mi preoccupa. Figurati quando poi mi dicono che ci sta una probabilità che possa arrivare sulla Terra. È come se mi dicessi sì, vedi che arriva. E di questo mi preoccupo perché quelli la verità non la dicono mai. Quindi speriamo bene che non sia attratto dalla gravità, diciamo, del pianeta, della forza gravitazionale e che prosegua la sua rotta e se ne vada via. Ragazzi, vi auguro una buona giornata, quindi nessun allarmismo, male che va come ho detto, sperando che non colpisca zone popolate, non potrà fare nulla di che, al massimo come ho detto potrà distruggere una piccola cittadina, neanche una città grande, quindi può darsi che riescono a prevedere dove va a finire, può darsi che riescano a vedere la traiettoria in tempo e diciamo, a evacuare la zona. Lo speriamo che lo fanno. Io spero che, come ho detto, cadi al polo nord, al polo sud, oppure in una parte dell'oceano dove le terre emerse sono lontanissime. Ciao Giona, quanti territi ci sono nello spazio? A voglia. Tu calcola, mi dilla che solo il 5% dello spazio è controllato, cioè l'altro l'85% non riescono a vedere cosa ci sta perché è troppo grande lo spazio, capisci? Quindi è capace che in questo momento stia arrivando un asteroide sulla Terra e non lo sappiamo. Cioè quelli della NASA, dell'ESA, oppure quelli russi, tutti quelli che vogliamo dire noi, i cinesi, tutti quelli che studiano l'universo, controllano, capisci, il 15% dello spazio. L'altro 85% non riescono a controllare se arriva qualche asteroide, se arriva qualche cosa, perché non hanno i mezzi, non hanno... È troppo grande là fuori, ragazzi, è come il mare, è come se io ti dico controllami tutto il mare del mondo, come fai? Con tutta la tecnologia non ci riescono, capisci? Cioè loro se vedono un lato non vedono da qui, se vedono il nord non vedono a sud. Ma non ci sono probabilità, loro hanno detto che al 65% potrebbe essere attratto dalla gravità e cadere sulla Terra, quindi
non è che ci sono probabilità che dici, ma accada. Il problema è che avvicinandosi troppo alla Terra venga attratto, questo è il problema. Siccome si avvicinerà moltissimo vicino alla Terra, hanno paura che il nostro campo gravitazionale lo tiri a sé. Questo è il problema loro, non è il problema che è in arrivo sulla Terra, capisci? Non è che già sanno che impatterà qua, no? Loro sanno solo che passerà a una distanza pericolosa, che il pianeta Terra, diciamo che la forza di gravità può tirare qualsiasi oggetto a sé e quindi anche un asteroide. Questa è la cosa che loro dicono, quindi neanche loro lo sanno. No, no, Cristian, diciamo che ho studiato molto, diciamo, a livello amatoriale, perciò so queste cose. In effetti astronomia, in paranormale mi è sempre, diciamo, non lo so, è più forte, mi piace, quindi a parte che faccio video su YouTube, però è una cosa che mi interessa anche a me, quindi ho sempre studiato tipo asteroidi, il pianeta Terra, la scienze, anche se ho solo il diploma, però in scienze, tutte queste cose qui avevo 8-9, quindi perché lo facevo con piacere, quindi mi piace studiare queste cose. Sì, sì, è una cosa che è più forte, bravo, è una cosa come, che ne so, il paranormale, vedere, capire se esiste una vita dopo la morte. Sono stati sempre argomenti che mi sono sempre, sono attratto da queste cose, quindi mi piace studiare queste cose qua. Sì, sì, ma sicuramente, allora questo sasso non è pericoloso per il mondo, diciamo. Può- Quindi posso pensare, come hai detto tu, che gli alieni ci abbiano salvato un sacco di volte. Questa teoria ci può stare tranquillamente. Però questo sasso lì, questo è un sassolino in effetti, questo non è nulla di che. È 30 metri, non è nulla di che, è 31 metri esatto. Passerà molto vicino alla Terra e potrebbe essere attratto dal nostro campo gravitazionale. Questa è la cosa. Ragazzi, questo se passa e arriva sulla Terra, un paesino lo butta a terra tranquillamente. Poco ma sicuro, non è che viene la fine del mondo, diciamo, chissà che succede, non succede nulla di che. Però purtroppo qualche vittima la fa, questo è il discorso, non è che se arriva questo coso non succede nulla. Poi ripeto, se capita che no, 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 no. Cade in polo nord o polo sud o nell'oceano, che diciamo non ci sono terre, le terre sono lontane, allora lo tsunami sarà, diciamo, non potrà fare danni alle terre se sta lontano. Poi dipende sempre da dove cade, ragazzi. È normale se cade nel Tirreno, arriva lo tsunami in tutta, diciamo, la costa campana, calabrese, Roma, Genova, è normale. Se cade nell'Oceano Indiano, o giustamente sta l'Indonesia, quindi poi dipende da dove cade. Quindi speriamo che non cade da nessuna parte, che è la meglio cosa. Sì, ma quello quella era, come dirla, quella non era un asteroide, un sassolino. Quella erano non so, non so quanti chilometri era quell'asteroide. Quindi non si parla di un sassolino di 30 metri, ma lì erano chilometri. Calcola che un asteroide di 10 chilometri butta il pianeta Terra a terra tranquillamente. Tanto per dire, 10 km non sono nulla se tu rifletti, 10 km che so. Però è garantito che un asteroide di 10 km distrugge il pianeta. Ma il pianeta vedi quanto è grande, no? Con 10 km, un sasso di 10 km può portare alla fine del mondo, l'estinzione di tutto il pianeta Terra.
quindi perché la velocità, il peso, questo arriva, sa che velocità arriva, quindi guarda, ma no, è meglio che non arriva proprio, e un compleanno lo fai grazie a Dio, capito? Spero che non arrivi e che il compleanno ti riesca bene e basta. Poi ragazzi, buona giornata, poi vi farò sapere se saprò qualche cosa in più, anche se difficilmente qua riesco a tirare qualche cosa fuori. 30 metri, velocità di 67, che dico nulla. Allora calcola che questo arriva minimo a 1000-1500 km all'ora. Come lo fermi? Poi immagina che passata l'atmosfera diventa una palla infuocata, quindi e incomincia a prendere calore perché con l'attrito con l'atmosfera incomincia a prendere fuoco. Quindi in effetti arriva una palla di fuoco qua. No, che fai? Non mi dirlo con le d'acciaio. Ho detto questo se lo butti, che ne so, 3-4 testate nucleari non lo fai nulla. Bravo, c'ho Superman, diceva forse, bravo, che lo sposta con le mani. Oppure ragazzi, possiamo sperare che i nostri amici alieni lo spostino loro. Anche per me, Marco. Quindi ragazzi, ci sentiamo alla prossima e può darsi che anche stavolta i nostri amici alieni spostano il sassolino qua, come dico io. Arriva qualche UFO e lo porta via. Anche perché, come ho detto in altri video, credo che gli alieni siano nostri amici, perché se ci vorrebbero morti l'avrebbero fatto già da tempo, quindi non credo che siano nostri nemici, perché se esistono non sono nemici e ci aiutano da sempre forse, solo che non vogliono far sapere che ci sia perché non siamo ancora pronti per questo genere di cose. Se immagina domani mattina diciamo che esistono gli alieni, sai che casino succede sulla Terra perché la gente non è ancora preparata a questa notizia. Quindi loro si tengono a distanza da noi e non creano problemi. Sì, sì, allora in caso, guarda, secondo me io sono convintissimo di una cosa. In caso ci sia il pericolo veramente di un'estinzione della Terra oppure della fine del mondo realmente, secondo me intervengono loro direttamente e non fanno che accada perché anche a loro non fa piacere che un pianeta come il nostro ponga fine, anche perché ci sono pochi pianeti come i nostri, quindi se ci sta una forma aliena, credo che voglia tenere il nostro pianeta bello come lo vediamo adesso in questo video e non credo che cercano che si ponga fine alla vita come così la conosciamo, quindi credo che ci tutelano da questo pianeta, anche se in realtà siamo noi che lo stiamo distruggendo, anche no, no, guarda, questa è una tecnologia molto potente, non hanno bisogno di respirare ossigeno, non hanno bisogno delle testate nucleari, no. Io come ho già detto in altri video sono convinto che le UFO, le navicelle come le vogliamo chiamare, si ricaricano vicino al sole, in effetti prendono il plasma dal sole e sia come il nostro combustibile, come il petrolio, come il cavetto quando carichiamo il cellulare, quindi non credo che abbiano bisogno di qualcosa che abbiamo noi sulla Terra. Quindi a loro interessa solo che la vita continui su questo pianeta. Quindi loro penso che sono tipo come dei conservatori che cercano, ciao Marcella, cercano di fare stare tutti in equilibrio, diciamo. Beh ragazzi, buona giornata a tutti,
ci sentiamo al prossimo video e buona domenica a tutti e un bel bagno ci vuole oggi perché fa caldo e io mi sa che oggi una scappata a mare la faccio. Buona giornata a tutti, se saprò qualche altra cosa in più su questo asteroide farò un aggiornamento ragazzi. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao Domtilla, ciao Marcella, ciao a tutti ragazzi.